Oggi è venerdì 28 giugno 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 28 giugno 1846. A Parigi l'inventore e costruttore di strumenti musicali belga Antoine-Joseph Sax, detto Adolphe, brevetta l'intera famiglia dello strumento le cui singole versioni aveva iniziato a brevettare nel 1838 e che prende il nome da lui, il sassofono. Studiando la teoria acustica degli strumenti a fiato elaborata dal padre Charles Joseph Sax, Adolf intuisce che il timbro di un suono è determinato dalle proporzioni della colonna d'aria e non dal materiale del corpo che la contiene. Inizia quindi a lavorare su un ibrido che, pur appartenendo alla famiglia dei legni ed avendone la flessibilità tecnica, permetta un grande volume di suono paragonabile a quello degli ottoni. Nasce così il sassofono, del quale Sax è il primo insegnante al Conservatorio Superiore di Parigi. In Italia il Conservatorio di Bologna adotta i suoi strumenti su consiglio di Gioacchino Rossini. Sax fonda anche una piccola casa editrice, ma i suoi successi attirano l'ostilità degli altri fabbricanti di strumenti, che lo portano 2 volte alla bancarotta. Incendi dolosi scoppiano nella sua azienda e i suoi 200 dipendenti vengono intimoriti o lusingati per costringerli a licenziarsi. Adolf subisce numerose aggressioni fisiche e viene trascinato in tribunale in innumerevoli processi. Il suo stato di salute ne risente, si ammala di cancro al labbro superiore e muore in miseria nel 1894. Riposa nel cimitero di Montmartre. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile, viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.